Buongiorno, spero che mi sentiate anche negli ultimi posti. Buongiorno, grazie di esserci in questa occasione, che è un'occasione ricorrente per la nostra rassegna, che dedica una mattina ad una lezione a diversi personaggi del mondo della cultura. Oggi abbiamo con noi, lo ringrazio veramente, il professor Andrea Zannini, che verrà a momenti al tavolo e come vi sarete accorti io non sono Emanuela Russian, purtroppo trattenuta a casa per motivi familiari e quindi la sostituirò sicuramente in maniera non adeguata come abitualmente lei sa fare in queste occasioni. Comunque un saluto Emanuela, ma il Comune di Mossa è comunque presente con il suo vice sindaco e fra poco porterà il saluto dell'amministrazione comunale. Oggi la rassegna del libro delle 18.03, per chi non la conosce, è arrivata al suo terzultimo appuntamento. Giovedì saremo nuovamente a Gorizia, a Palazzo de Grazia, per un incontro con con l'architetto Andrea Morpurgo, che parlerà degli ebrei a Gorizia, e non è una semplice conferenza, ma è la conclusione di un percorso di avvicinamento alla lettura fatta con studenti universitari e non, che poi trova concretezza nell'ambito della rassegna appunto del libro delle 18.03, un percorso di avvicinamento ma anche la formalizzazione di un evento che possa presentare lo stesso Andrea Morpurgo. Ultimeremo invece sabato prossimo a Sagrado, come nelle ultime due occasioni, perché in rassegna noi abbiamo messo anche la terza edizione del premio Roberto Visintin, un premio voluto fortemente dalla famiglia di Roberto, da parte di Marino e da parte di Evi, un premio che sta riscuotendo di anno in anno un certo successo, e quest'anno la selezione giudicatrice ha premiato uno scrittore, insegnante all'Università di Berlino, non ricordo quale sinceramente, Tommaso Specker, con un libro che entra a pieno anche in un dibattito che è fortemente attuale. Questo libro si chiama La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo, e dovrei dire, è una frase classica, sicuramente un tema attuale in Italia. Andrea ci parlerà oggi di un altro Pasolini rispetto a quello che noi siamo abituati a conoscere, Pierpaolo Pasolini. Ci parlerà del fratello minore, più giovane di 5 anni, di 3 anni, ecco, mi corregge subito il professore, che contrariamente a Pierpaolo scelse negli anni, nel periodo della Resistenza e della lotta al nazifascismo, di andare in montagna. La conclusione purtroppo è una conclusione estremamente tragica, che ci richiama a quello che noi definiamo l'eccidio di Porzus, l'attacco alla malga di Porzus da parte di un gruppo di partigiani della Garibaldi Natisone, che si conclude tragicamente.
Ora si conclude tragicamente non solo a Porzus, perché a Porzus poi muoiono 3 o 4 persone, non di più, il capo della brigata Osoppo, una giovane donna di 21 anni che in parte è causa scatenante anche di questa tragedia, è ancora una persona. Tutti gli altri che poi morirono in quello che noi chiamiamo l'eccidio di Porzus muoiono in effetti non nei giorni dell'attacco alla Malga, ma nei successivi 10, 12, 15 giorni. Fra questi anche Guidalberto Pasolini, nome di battaglia Hermes, Hermes perché era il nome di un amico di Pierpaolo, un compagno probabilmente di studi, e in sua memoria Guidalberto scelse questo nome di battaglia. Ora qua potrebbero aprirsi scenari e dibattiti che non sono mai sopiti e sicuramente non sono terminati il giorno in cui i comandanti ancora in vita della Garibaldi Natisone e quello dell'Osoppo qualche anno fa si abbracciarono a Porzus. Il dibattito è ancora vivo, vivace, e Andrea lo affronta molto bene in questo suo libro, non spetta a me dirlo, un libro che fra l'altro ha la prefazione di Walter Veltroni. Allora, io mi fermo qua perché poi sono temi, questi della Osoppo e della Garibaldi, che ci farebbero entrare nelle tragedie di quello che è il confine orientale, delle tante discusse vicende, ci farebbero parlare di Osoppo, ma anche della Osoppo e di cosa l'Osoppo significò per altre strutture che ben conosciamo tutti quanti ancora oggi, perché se noi affrontiamo il tema di Gladio, no, necessariamente di Osoppo dovremmo parlare. Allora, io mi fermo qua pensando, cercando di aver dato una infarinatura, e il professore mi correggerà ancora, sicuramente per quanto di impreciso posso aver detto, grazie Andrea, e darei però la parola al vice sindaco del comune di Mossa per i saluti dell'amministrazione. Grazie per l'attenzione. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Per me è un grande piacere darvi il benvenuto a Mossa da parte del Sindaco Emanuela Russian, di tutta l'amministrazione comunale. Grazie Presidente per il programma che ha ideato anche quest'anno insieme ai tuoi collaboratori del libro delle 18.03, perché è una programmazione, una rassegna culturale di altissimo livello che ci permette di affrontare diverse tematiche, anche quelle spinose, come ha giustamente detto nella sua introduzione, ma d'altra parte se non abbiamo il coraggio in qualche modo di affrontare alcuni temi non riusciremo mai a guardare con una certa prospettiva verso il futuro. Io vedo qua sul cartellone questa scritta: Go 2025, Nova Gorica, Gorizia, capitale europea della cultura. Sono molto contento che questo evento, questa rassegna entri a pienissimo titolo a far parte della programmazione di questo evento, perché rappresenterà sicuramente per il nostro territorio, non solamente per le due città, ma per l'intero bacino di appartenenza, un'occasione per andare appunto oltre determinati punti di divisione, guardare a un futuro più prospero insieme, avviare ancora più strette collaborazioni e soprattutto dal punto di vista culturale penso che ci sia un ottimo terreno fertile.
Ringrazio, come già detto dal Presidente, il professor Andrea Zannini per essere qua con noi, ci onora della sua presenza, professore ordinario di storia presso l'Università Storia Moderna, presso l'Università di Udine, nonché anche componente del Comitato Scientifico di Storia Gorizia, un altro degli eventi che valorizzano in maniera magistrale il nostro territorio. Ecco, noi come Comune di Mossa siamo al vostro fianco, molto volentieri, siamo partner dell'evento Go 2025, siamo molto volentieri partner vostro e anche di altre iniziative culturali che voi vorrete portare sul nostro territorio, quindi le porte saranno sempre aperte e spalancate, proprio per l'altissimo livello che rappresentate nella vostra organizzazione. Non vado oltre perché sono anche io molto curioso di sapere di più di questa pagina della storia, anche perché appunto la storia di Guido, partigiano che ha combattuto in queste terre e soprattutto in queste zone, perché arriviamo fino a Cormonsi, insomma, quindi siamo veramente vicini di casa, insieme alla storia letteraria e personale di Pierpaolo Pasolini, più famoso Pierpaolo Pasolini, ecco, si intrecciano in qualche modo in questo racconto, quindi sono veramente curioso di sapere come ha studiato e analizzato questa vicenda e ancora la ringrazio veramente per essere qui con noi. Concludo con un ringraziamento alla famiglia Codelli di Turco per l'ospitalità, non solo per questi eventi culturali, ma anche in agosto le serate musicali a Villa Codelli, alle quali siete già fin d'ora tutti quanti invitati, e ovviamente grazie a voi per aver accettato l'invito a essere qui quest'oggi con noi per approfondire un'altra pagina della nostra storia. Grazie mille a tutti e buon ascolto. Guido Alberto Pasolini, che tutti chiamavano Guido, nacque a Belluno il 4 ottobre 1925 e morì a Bosco Romagno, tra Cividale del Friuli e Gorizia, il 12 febbraio 1945. Di lui si sa poco, almeno rispetto a quanto si conosce della vita del fratello Pierpaolo. Se ne conoscono però abbastanza bene le ultime ore. Partigiano della brigata Osoppo, Hermes, questo è il nome di battaglia di Guido, ai primi di febbraio 1945 fu fatto prigioniero assieme a una quindicina di compagni alle Malghe di Porzus, sopra Udine, dai partigiani comunisti dei GAP. Venne condotto alcuni chilometri più a sud, a ridosso del confine jugoslavo, subì diversi interrogatori, al termine dei quali fu portato assieme a 3 compagni sul luogo dell'esecuzione. Ai 4 fu fatta scavare una fossa, poi ad un certo momento, non si sa come, Hermes riuscì a fuggire. Nei pressi del torrente Iudrio, sorpreso dai suoi inseguitori, è raggiunto da una raffica di mitra, che lo ferisce ad una spalla al braccio destro, non si ferma, raggiunge Sant'Andrate, quindi la località 420, dove si fa indicare una farmacia ed è medicato. Continua in direzione della pianura e di Udine, ma ad Olegnano, stremato, chiede riparo in una casa dove una vecchia gli offre del caffè latte e della grappa. Poco dopo entrano nella cucina 2 partigiani, che non devono essere a conoscenza della caccia all'uomo. Visto che è ferito, si offrono di accompagnarlo in ospedale. Hermes forse non vorrebbe seguirli, ma non può sottrarsi. È portato in un'altra casa dove viene lavato, fasciato e fatto coricare in una cameretta. Avvertito da qualcuno, irrompe allora nella casa un terzo partigiano comunista, Mario Tulissi, fazzoletto rosso al collo, trafelato e infangato per la corsa in mezzo ai campi. Visto il ferito, sembra si rivolga ai 2 che avevano portato lì Hermes dicendogli: se lo lasci scappare, faccio la pelle a voi. Tulissi esce e recupera una bicicletta. I 3 vi caricano il ferito, che ormai non sta in piedi, per portarlo all'ospedale di Cormons, dicono. Lo riportano in realtà a 420 e lo riconsegnano ai 2 ai quali era scappato nella mattina. Costoro lo riconducono fino a dove era stata scavata la fossa. Lo fanno distendere dentro, senza ormai incontrare resistenza alcuna, solo una docile rassegnazione. Guido Pasolini Hermes è finito con un colpo alla testa. Guido si era unito alla resistenza friulana nel maggio dell'anno precedente.
ai fatti di Porzus nel 1944. I Pasolini non erano friulani, o meglio, friulana era la madre Susanna Colussi, che aveva conosciuto il bolognese Carlo Alberto Pasolini quando questi nel 1921, sergente di fanteria, era stato comandato a Casarsa della Delizia. Dal matrimonio sarebbero nati Pierpaolo nel 1922 e Guido 3 anni dopo, nel corso di una vita familiare spesa tra le diverse destinazioni di servizio e non pochi guai di famiglia. Unico punto fermo della madre dei 2 figli maschi erano le estati nella casa dei Colussi a Casarsa, che per Pierpaolo e Guido significavano interminabili pomeriggi nella più sconfinata libertà. Nel 1943, nel pieno della guerra, Carlo Alberto è in un campo di prigionia in Africa e Susanna decide di trasferirsi a Casarsa con i figli. Pierpaolo, a 17 anni, è già iscritto all'Università di Bologna e nel 1942 pubblica la sua prima raccolta, Poesie a Casarsa. Passa le mattine a leggere, a studiare, a scrivere, i pomeriggi al campo di calcio o al tagliamento a fare il bagno. Guido e il suo migliore amico, Renato Lena, sono invece appassionati della natura, di caccia, pesca, piccoli lavoretti da falegname. Tra i 2 fratelli ci sono anni, frequentazioni, interessi, caratteri diversi. Così parla la mamma di Guido, ancora piccolo, descrivendolo al padre. Guido ha un temperamento che se pensa una cosa non può fare a meno di dirla senza alcun riguardo. Dice che la minestra è pessima, che il cucchiaio è una macchia, che la forchetta è ruggine e non risparmia niente a nessuno. Non soffre ingiustizie e non tollera soprusi. Come vedi è un piccolo selvaggio, poiché la società è fatta di tante piccole finzioni che si chiamano delicatezze e che se non si usano non si sa vivere. Anche Pierpaolo è sincero, ma lui ha imparato che tutto ciò che si pensa, che si vede, che si sente, non si può sempre dire senza urtare qualcuno e che la prima cosa per saper vivere è quella di saper tacere o parlare a tempo opportuno. Ad ogni modo, hai ragione tu, bisogna tenerlo a freno quel bambino. Fuggito l'8 settembre dalla caserma di Livorno dove si era presentato, Pierpaolo Pasolini torna a Casarsa, dove trascorrerà i 20 mesi della guerra di liberazione col terrore di essere uncinato, come dirà lui, e ormai distante ideologicamente dal fascismo sotto la cui ala protettrice era cresciuto. Nell'agosto 1943 scrive all'amico bolognese Luciano Serra: «L'Italia ne avrà bisogno e come di sangue, ma è la mia terra che deve essere bagnata, ha bisogno di una dilagazione di sangue o di lacrime che distrugga tutto un secolo di errori monarchici, liberali, fascisti e neoliberali. L'Italia ha bisogno di rifarsi completamente, ab imo, e per questo ha bisogno, ma estremo, di noi, che nella spaventosa ineducazione di tutta la gioventù ex fascista siamo una minoranza discretamente preparata». Per Guido, invece, avevano già cominciato a parlare i fatti. Il 26 luglio 1943 viene fermato dai carabinieri di Casarsa, perché con l'amico Renato ha iniziato a scrivere su un muro «Viva la libertà». Al maresciallo dei carabinieri che lo porta in caserma e non sa che pesci pigliare, ripete: «Ma lei sa cosa è accaduto oggi in Italia?» A Casarsa, dopo l'8 settembre 1943, cominciano a passare lunghi treni carichi di soldati italiani diretti verso i campi di prigionia in Germania. Guido e Renato cominciano una serie di spericolate azioni notturne. Dalle caserme di Casarsa, da un treno in sosta in una stazione, perfino da un campo di aviazione tedesco rubano armi leggere, casse di bombe a mano e munizioni, mitragliatrici. È Guido che si fa avanti, è lui il primo a fuggire in tempo per non farsi sorprendere dalle sentinelle, è sempre lui che copre con un Mauser Renato che seppellisce il bottino. Sono 2 ragazzi che non hanno paura di nulla. Nascondono le armi un po' dovunque, nel cimitero, sotto l'acciottolato del porticato di Casalena, addirittura sotto le assi della camera di Guido, facendo correre pericoli immani alle famiglie. Provano a sbullonare una rotaia della linea ferroviaria che va verso l'Austria, immaginando di far deragliare un treno tedesco, ma non hanno gli attrezzi necessari allo scopo.
Solo dall'inverno 43-44 i due cominciano probabilmente a passare le armi ai gruppi di partigiani che si formano anche in pianura. Poi viene la primavera del 1944 e l'impressione è che il Terzo Reich possa crollare. Il generale americano Alexander, con un proclama, invita i partigiani oltre la linea gotica a nord a insorgere. Guido e Pierpaolo vivono in uno stato di tensione continuo. Pierpaolo è formalmente un disertore, ma le autorità sanno benissimo chi è e dove è. Quando Guido diffonde volantini antifascisti è Pierpaolo ad essere portato in commissariato e interrogato, ma viene rilasciato. Ai primi di maggio del 1944 Guido si diploma e scrive al padre una lettera nella quale mischia informazioni volutamente false ad elementi veri e per lui potenzialmente pericolosi. Riferisce di aver avuto buoni voti, ma anche di aver perso molte lezioni perché la sua mente si è poco applicata, continuamente distratta da avvenimenti politici. Dice di volersi iscrivere all'università e che è indeciso su quale facoltà scegliere. La mamma desidererebbe di tutto cuore che io scegliessi medicina e se davvero basterà a renderla felice diventerò senz'altro un bravo chirurgo. Ma non riesce a trattenersi e rivela pericolosamente in lettera al padre la sua passione. Non posso, nonostante la volontà, tenermi estraneo alla politica. In questo sono terribilmente focoso e sono davvero angosciato all'idea di agire in contrasto col tuo modo di pensare. Tuttavia, sono convinto che se tu fossi qua, non avresti nessuna esitazione sul partito da prendere. Pierpaolo fa il possibile per tenermi a freno ed in questa sua generosità, sono convinto che lo fa unicamente per evitare di dispiacere alla mamma, lo ammiro e sento di volergli molto bene. Purtroppo molte volte mi lascio trascinare dalla passione. Le idee di Guido dovevano già essere molto chiare. Agli inizi di maggio 1944 si diploma, è in attesa della cartolina. Mentre Pierpaolo, come ebbe a scrivere anni dopo in una poesia famosa, rimane a lottare con le armi della poesia, Guido si fa accompagnare in stazione a Casarsa una mattina. Prende un biglietto per Bologna, ma salta sul treno che va a Spilimbergo. Ha solo un tascapane dove in mezzo dei panini sono nascoste alcune bombe e in un libro o in vocabolario è celata una pistola. La montagna da Casarsa è appena dietro le spalle. Guido parte per la clandestinità, ma non si unisce alle formazioni Garibaldi, Friuli, che fanno il pieno di giovani che fuggono dalla leva. Si unisce all'Osoppo, sceglie l'altra parte del movimento partigiano, non quella comunista. Sceglie quella composta da cattolici, azionisti ed ex militari, i cosiddetti badogliani. Forse Guido aveva già maturato una sua coscienza politica e la geografia politica e militare della resistenza friulana doveva essergli ben chiara. Probabilmente contò anche l'esempio del padre, militare di carriera che aveva giurato fedeltà al re. Emblematico il nome di battaglia che Guido si sceglie, Hermes, come si chiamava uno dei più cari compagni di liceo di Pierpaolo, che era partito per la campagna di Russia e di cui non si erano più ricevute notizie. È anche un gesto di affetto verso il fratello che l'ha accompagnato alla stazione di Casarsa quella mattina di maggio, non immaginando che non l'avrebbe mai più rivisto. Riesce a scrivere qualche lettera a casa in mezzo alle difficoltà, con missili che partono e non si sa mai se e quando arrivano a destinazione. Si firma Amelia, fingendo di essere a servizio dalle parti di Gorizia, curando con attenzione i verbi al femminile. Rassicura la madre, che chiama Cicciona, e il fratello. Il mio pensiero ritorna per una strana fissazione a Pierpaolo. Cosa fa? Perché non mi scrive mai? Alle volte mi ossessiona l'idea che lui pensi a me con una certa amara ironia. Ne rabbrividisco. Guido chiede al fratello di comporre qualche canzone in friulano, che gli siano spedite poesie a Casarsa, qualsiasi cosa purché scritta da lui. Pierpaolo gli fa avere una poesia. Così scrive di rimando: la poesia ha interpretato straordinariamente il mio stato d'animo di certe giornate ventose raddolcite dal sole. Io ero lassù, su un'alta cima, e sotto di me la pianura fino al mare, all'Istria,
e i paesi rossi, i tetti delle case, gremivano la pianura ancora verde, pallido però quel verde. Seguivo con gli occhi ansiosi il greto bianco del tagliamento. Ad un certo punto la campagna si intorbidiva in una tenue nebbiolina azzurrina. Là eravate voi che forse mi pensavate. In un'altra lettera comunica alla madre di essere in partenza per dedicarsi agli sport invernali e chiede maglioni, passamontagna, guanti di lana, calzettoni, sapone, polvere insetticida, di cui non ce n'è mai abbastanza, e naftalina. Partirà per la zona di operazioni del Friuli orientale, una delle zone più calde e strategicamente più importanti della guerra in Friuli. La dorsale di monti che va da Tarcento a Cividale era infatti a ridosso di Udine. È infatti a ridosso di Udine. Ed era a ridosso di una strada e di una linea ferroviaria che collegavano l'Austria con Trieste e i Balcani, quindi però anche un'area più esposta alle rappresaglie nazifasciste. Quando i partigiani a fine estate 1944 liberano qui un territorio con circa 20.000 abitanti, si tratta di un gran successo e di una spina nel fianco dei tedeschi. Per liberarla i comandi partigiani superano la tattica della guerra per bande e affrontano tedeschi, repubblichini e cosacchi frontalmente, con centinaia, forse migliaia di uomini impiegati. Guido Hermes prende parte alla liberazione della zona libera del Friuli orientale, un quadrante dove, per diversi motivi, anche a causa dell'isolamento geografico di quest'area, si era creata un'unione inedita tra i comandi della Garibaldi e quelli dello Zoppo, e i primi si erano portati dietro anche i partigiani sloveni del Briško Beneški Odred, il distaccamento dell'esercito popolare di liberazione jugoslavo, operante nella Venecia e nel Collo. All'inizio dell'estate del 1944 viene stretto un accordo e formato un comando unificato e nasce quella brigata Garibaldi-Osoppo che libererà appunto la zona libera. La questione nazionale doveva ancora prendere corpo, ma l'obiettivo dell'esercito di liberazione jugoslavo era chiaro: diventerà nostro tutto ciò che si troverà nelle mani del nostro esercito, scriveva nel settembre 1944 Edvard Kardel, il numero 2 di Tito. Dobbiamo liberare la gran parte del territorio ed instaurarvi un forte governo militare. La nostra aspirazione è conquistare Trieste e Gorizia prima degli alleati. Per arrivarci gli jugoslavi contavano di procedere così. All'interno delle brigate italiane va poi fatto un repulisti di tutti gli elementi imperialisti e fascisti, cioè, nella terminologia comunista jugoslava, degli ex carabinieri e degli ex soldati, in pratica di quelli che combattevano con la brigata Osoppo. Di fronte alle aspirazioni di Tito non va dimenticato, era stato scelto dagli alleati occidentali per liberare i Balcani, il PC e i comandanti della divisione Garibaldi sono divisi. Vincenzo Bianco, uomo molto vicino a Togliatti e a Mosca, in una lettera alle federazioni di Udine e Trieste di fine settembre 1944, sostiene che non deve essere permessa l'esistenza su questo territorio di nessuna unità, nella quale la parola democrazia non sia che una maschera per nascondere lo spirito imperialista e fascista italiano. Era quindi necessario un repulisti di tutti gli elementi imperialisti e fascisti, le stesse identiche parole di Kardel. Ma tra i comunisti triestini e i friulani gli umori erano contrastanti. C'era chi temeva di fare la fine della brigata Garibaldi Trieste, passata già sotto il comando jugoslavo. Sarà in effetti la stessa fine che farà la Garibaldi Natisone, che la notte di Natale del 44 passerà fisicamente l'Isonzo e sarà mandata a combattere in Slovenia, distante dal confine. Una delle linee di frattura tra gli uomini della Garibaldi e dell'Osoppo, che giocherà un ruolo non secondario nell'eccidio di Porzus, è data dalle esperienze precedenti. I comandanti dell'Osoppo erano quasi sempre ex militari dell'esercito monarchico, che avevano combattuto nei Balcani, assistendo alle atrocità compiute in quelle terre dall'esercito tedesco e dai suoi alleati, quindi anche dagli italiani. Rappresaglie, confische, catture di ostaggi, fucilazioni e deportazioni di civili nei campi di concentramento,
come quelli di Gonars e Visco in Friuli. Si può immaginare che assistere a tali atrocità fosse stato uno dei motivi che li avevano spinti a ribellarsi, a rompere col fascismo e lottare per una nuova Italia. Questi militari poi avevano anche potuto vedere con i loro occhi la crudezza della guerra che i partigiani jugoslavi combattevano e la brutalità con la quale trattavano i nemici. C'è un episodio che è stato raccontato e che, se anche non fosse vero, rende bene l'idea che i militari che avevano combattuto in Jugoslavia dovevano avere degli ex nemici, divenuti alleati dopo l'8 settembre. Quando chiesero a Francesco De Gregori, il comandante di Guido, lo zio del cantautore, perché accettava di trattare con gli inglesi mentre con gli sloveni no, De Gregori avrebbe risposto: gli inglesi sono gente civile, gli sloveni dei barbari. Dalla parte opposta della Garibaldi vi erano invece uomini che provenivano in maggior parte dalle campagne o dal proletariato urbano e che avevano invece trovato nell'esercito di liberazione jugoslavo l'esempio più vicino per liberare la propria terra. Per i garibaldini la lotta partigiana doveva anche servire a porre le basi per una partecipazione delle masse popolari alla vita del paese. Per quelli dello Soppo, non di rado di estrazione borghese o piccolo borghese come Guido, questa era un'impostazione pericolosamente ideologica. Alla fine dell'estate 44 i tedeschi lanciano l'operazione Klagenfurt. Mettono in campo truppe di fanteria, polizia, panzer, autoblinde e addirittura un treno blindato con artiglieria pesante tra Reana e Tarcento. La zona libera del Friuli orientale crolla in un paio di giorni. I comandi concordano una ritirata, ma molte cose non funzionano e a farne le spese saranno soprattutto quelli dello Soppo. Ci sono 29 morti in 3 giorni di combattimento tra i garibaldini, ben 97 tra gli osovani. Hermes riesce a evitare di incappare nei nazifascisti, ma è inorridito dal comportamento dei garibaldini e dei comandi della Garibaldi, che pensano quasi esclusivamente a ritirare i loro uomini. Scrive parole di fuoco contro di loro. I presidi garibaldini incontrati per strada fanno di tutto per demoralizzarci e indurci a togliere le mostrine tricolori. A Mernicco, un commissario garibaldino, mi punta sulla fronte una pistola perché gli ho gridato che non ha idea di cosa significhi essere uomini liberi e che ragionava come un federale fascista. Infatti nelle file garibaldine si è liberi di dire bene del comunismo, altrimenti sei trattato come un nemico del proletariato, niente meno, oppure idealista che succhia il sangue del popolo. Senti che roba. A fronte alta dichiariamo di essere italiani e di combattere per la bandiera italiana, non per lo straccio rosso. Guido è di un anticomunismo radicale. Quando la rappresaglia tedesca pone fine alla zona libera del Friuli orientale, i capi di tutte le formazioni si ritrovano a valle. I garibaldini spiegano che dovranno passare sotto i comandi dell'esercito di liberazione jugoslavo, ma Francesco De Gregori, nome di battaglia Bolla, si rifiuta. Sa bene che quelle zone sarebbero state le prime ad essere occupate dagli jugoslavi. Ritorna quindi con i suoi uomini sulla dorsale montuosa, dove i tedeschi e i cosacchi non possono prenderlo, nel posto più impervio, le maglie di Topli Work, poi dette di Porzus. Vi passerà 4 mesi di isolamento, fame, freddo, rapporti sempre peggiori con la popolazione e con gli sloveni che sono poco distanti. Gran parte dei partigiani vengono mandati a casa e alle Maglie rimangono solo una ventina di uomini. Bolla, era già stato deciso dai comandi dello Soppo, doveva essere spostato, era stato promosso a capo di Stato Maggiore. Colui che lo avrebbe dovuto sostituire, e fu uno dei pochi a sfuggire all'eccidio, un suo amico, ne parla come di un temperamento autoritario, intransigente e difficilmente portato al compromesso. Giorgio Bocca, il grande giornalista, ne ha parlato come dell'uomo sbagliato al posto sbagliato. Insomma, qualcuno si è anche chiesto se Bolla non fosse stato lasciato lì appositamente per far precipitare la situazione. Guido, il 1 gennaio 1945, scrive l'ultima lettera alla madre, o almeno l'ultima che è arrivata a casa, mascherandola secondo il solito. Non darti troppo pensiero per me,
Sono sistemata nei migliori dei modi. Per dartene un'idea, a Natale ho mangiato, a parte un ottimo pranzo, 2 panettoni squisiti. Alle 5 del pomeriggio il tè con tartine di burro e marmellata. Dopo cena un caffè squisito. Allo stesso modo sto passando Capodanno. Come vedi, molti avrebbero di che invidiarmi. Aspetto con impazienza uno scritto di Pierpaolo. Non dimenticarti in ogni tua lettera di trascrivermi qualche sua poesia. Cosa non si inventa Guido per tranquillizzare la madre? È il 6 febbraio 1945. Una strana, lunga colonna attraversa le campagne sotto Cividale del Friuli. È composta da un centinaio di uomini armati, taluni col fazzoletto rosso e il berretto con la stella rossa. Sono evidentemente partigiani, che raramente però si muovono se non in piccoli gruppi. Procedono con circospezione, ad un certo momento incrociano una corriera e si disperdono per i campi, poi, prima di attraversare la statale Udine-Cividale, sostano a bere in un'osteria. Arrivano a Poiana, 4 case sotto le montagne, e dormono qualche ora tra stalle e legnaie. La mattina dopo prendono la rampa che sale i fianchi ripidi del monte. Qualcuno di loro sa dove sono diretti, molti no. La spedizione è formata da alcuni battaglioni dei GAP, i cui nomi Tremenda, 13 martiri di Feletto Umberto, sterminio dei nazisti non lasciano dubbi su quale guerra stiano combattendo. Altri partigiani della Diavoli Rossi, da cui si sono appena separati, stanno compiendo nelle stesse ore una delle più spericolate operazioni di tutta la guerra partigiana italiana, l'assalto alle carceri di Udine, che frutterà la liberazione di 80 prigionieri, molti dei quali già condannati a morte. La lunga colonna giunge dopo mezzogiorno del 7 febbraio al piccolo abitato di Porzus, quindi prosegue in salita e giunge al primo punto di guardia dell'Osoppo Est. Chi guida la colonna si stacca, si avvicina e dichiara che si tratta di un gruppo di sbandati, in parte sfuggiti da un rastrellamento, in parte evasi da un treno diretto in Germania e desiderosi di unirsi alla Garibaldi e all'Osoppo. Quelli dell'Osoppo stanno effettivamente aspettando nuovi arrivi dalla pianura. Chi si avvicina e parla è un partigiano ben conosciuto che viene creduto. Viene mandato a chiamare il comandante Bolla, che sta nella baita del comando. Nel frattempo la fila viene lasciata proseguire oltre, verso la prima baita del distaccamento partigiano. È Enea, commissario politico dell'Osoppo, che giunge per primo alla baita dove sono arrivati i gappisti, accompagnato da qualcuno dei suoi. Alcuni osovani e garibaldini si riconoscono tra loro e si mettono a parlare. Enea inizia quindi a separare gli uomini. Gli aspiranti garibaldini vengono avviati verso la discesa, gli osovani trattenuti. A metà dell'operazione scatta la trappola. A un segnale convenuto, i capi dei gappisti, che si erano nascosti all'interno della baita, escono armi in pugna e accerchiano i 6 osovani che li guardano esterrefatti. La spedizione dei Gap è guidata da Mario Tofanin Giacca, padovano, 32enne, già militare in servizio, che diserta prima del luglio 43 e passa con l'esercito di liberazione jugoslavo. Giunge a Udine nella primavera del 44 e dalla Federazione Comunista di Udine gli vengono subito affidati compiti di rilievo. È irruento, stravagante, poco controllabile, ma gode di grande considerazione. Capitalisti, badogliani, traditori, reazionari, figli di papà, così vengono apostrofati Enea e gli altri osovani, che sono trascinati nella baita. Dopo poco si avvistano in arrivo Bolla e Centina, il comandante che era arrivato a sostituirlo. Si appresta di nuovo la scena come se davanti alla baita si chiacchierasse tra vecchi compagni, poi quando i 2 comandanti sono nei pressi della baita li si disarma. Centina però, con uno strattone e uno scatto imprevedibile, si libera e corre alla disperata sulla neve dura, lungo il pendio verso nord. Viene colpito da una raffica, però continua a correre, dileguandosi. Finirà curato dagli sloveni, in cui incappa e che gli salvano la vita. De Gregori Bolla consente a indicare dove si trovano i depositi del materiale anglo-americano, nella disponibilità dell'Osoppo. Fino a questo punto un'azione di punizione del genere ci poteva anche stare. Nei mesi precedenti si era diffusa la voce che sarebbe stata confermata dopo la guerra,
dagli stessi comandi dello Soppo che c'erano stati abboccamenti tra loro e la 10ª MAS, se non addirittura con i comandi tedeschi, abboccamenti in funzione antislava, in virtù dei quali sarebbe stato promesso a quelli dello Soppo un trattamento da prigionieri di guerra, non come venivano trattati i garibaldini, nella migliore delle ipotesi caricati su un carro piombato per la Germania, altrimenti torturati e uccisi. Quando i gappisti arrivano alla baita del comando, la situazione precipita. Gli osovani che sono attorno al fuoco, ignari di tutto, vengono fatti prigionieri e picchiati. Anche gli occupanti di una terza baita vengono catturati. Solo 3 riescono a dileguarsi, non visti nel bosco. Nella quarta baita, la più distante da quella del comando, c'è Hermes, assieme ad altri compagni, intenti a preparare il posto per i partigiani che stavano aspettando. Sentono degli spari e decidono di andare a vedere, ma incrociano i gappisti che si fanno scudo col cuoco del gruppo, che ha un fucile puntato sulla schiena. Se lasciate le armi non succederà nulla a nessuno, gli dicono, e loro si arrendono. In quel momento spuntano 2 con mulo. Uno si blocca, è un civile salito alle baite a portare dei fornimenti che verrà in seguito lasciato andare. L'altro, più giovane, ha invece una reazione d'istinto. Tenta di scappare ma viene freddato da una raffica. Si chiamava Giovanni Comin, aveva 18 anni, era lui sì, appena fuggito da un treno diretto in Germania e voleva unirsi allo Soppo. Non fece nemmeno in tempo ad avere un nome da partigiano. I partigiani dello Soppo sono ora riuniti nella baita principale del comando. Sembra che sia a questo punto che la mascotte dei Gap, un ragazzo russo di 17 anni di nome Malenki, spinge dentro una donna dicendo «Ecco la spia». Si trattava di Elda Turchetti, una 21enne che aveva lavorato coi tedeschi ed era stata segnalata da Radio Londra come spia. Spaventata si era licenziata e si era messa in contatto con un garibaldino per garantire la sua buona fede. Costui l'aveva girata a quelli dello Soppo. Salita alle malghe era stata interrogata a lungo, scagionata dalle accuse e infine accettata nello Soppo. Sia che fosse una sorpresa per i gappisti trovarla lì, sia che sapessero che era alle malghe, come parrebbe dalla frase di Malenki, la comparsa della Turchetti segna la svolta nell'operazione oppure la sua giustificazione. Forse frettolosamente interrogati, o nemmeno questo, la Turchetti, Bola e Enea vengono condotti uno a uno nella stalla e uccisi con pochi colpi d'arma da fuoco. Gli altri dello Soppo Est vengono avviati verso valle, legati e incolonnati nel buio. Sono portati nella zona alle spalle di Cividale. Il giorno dopo, l'8 febbraio, dopo pranzo, ai prigionieri viene somministrata l'ora politica. Consapevoli della loro situazione, tutti stettero in silenzio. Tutti, fuorché uno. Guido sbottò, disse che loro, i comunisti di giustizia, conoscevano solo quella del colpo alla nuca. Il commissario politico fece finta di nulla e proseguì la lezione. Pessimo segnale. La sera i prigionieri furono interrogati, a quanto sembra abbastanza sommariamente, a proposito dei rapporti intrattenuti dal comandante, quali fossero le tendenze politiche del raggruppamento e poco altro. Doveva essere difficile avere da loro le informazioni che non erano state chieste e ottenute dai loro comandanti. Con uno stillicidio nei giorni seguenti, fra il 9 e il 18 febbraio, gli osovani furono eliminati a uno in gruppetti, in località diverse della stessa area alle spalle di Cividale. Furono trattati alla stregua di aguzzini fascisti, portati in giro senza paura di farsi vedere dalle famiglie contadine del luogo e quindi di spargere prove, perché i loro esecutori erano evidentemente sicuri dell'impunità per quello che stavano facendo, ma anche per ammonire la popolazione e far vedere l'autorità dei partigiani rossi. 14 partigiani, la maggior parte giovani come Guido Pasolini, non ebbero nemmeno la dignità di un processo, perché non sarebbe stata probabilmente la dignità di una prova. Non ebbero nemmeno la solennità di un plotone di esecuzione, solo qualche raffica ai bordi di un bosco dopo essersi scavata la fossa.
Che dolcissime domeniche passammo quell'inverno e quella primavera in grazie della poesia friulana e della musica di Pina. Io e il mio cugino Nico le ricordiamo spesso come le più belle che abbiamo mai trascorso. Si riuniva nella mia camera o nel piccolo retrocucina di Cicuto, dove erano alloggiati i nostri amici, o da ultimo nel casello in cui facevo scuola. Discutevamo di musica, di poesia. Così scriveva nei famosi quaderni rossi Pierpaolo a proposito dell'inverno 1944-45. È una pagina che è stata interpretata diaristicamente, ma che va piuttosto letta in chiave letteraria, se non addirittura come un tentativo di esorcizzare l'angoscia che deve aver invece avvelenato quell'inverno-primavera 1945 in casa Pasolini Colussi. Per mesi Pierpaolo e Susanna non hanno notizie di Guido. I fatti di Porzus sono conosciuti solo dai comandi delle due formazioni partigiane friulane che aprono varie inconcludenti inchieste. Pierpaolo viene a sapere qualcosa da una staffetta partigiana, poi agli inizi di marzo rientra furtivamente a casa un compagno che aveva combattuto con lo Soppo e conferma la notizia di Porzus e della sorte ancora incerta di Guido, catturato e trascinato in luoghi nascosti da nemici ancora non identificati. La speranza è di rivederlo vivo, magari alla fine della guerra che si avvicina. Ai primi di maggio si diffonde la notizia dell'eccidio di Porzus, mescolandosi con le tragedie degli ultimi giorni della guerra. Pierpaolo e la madre vengono a sapere della morte di Guido il 2 maggio, ma sarà solo tra il 10 e il 20 giugno che i corpi saranno disseppelliti e sommariamente riconosciuti. Il 20 giugno 1945 si svolgono a Udine le esequie pubbliche dei caduti di Porzus. Il giorno dopo ci sono i funerali di Guido, che viene tumulato nel cimitero di Casarsa. Della cerimonia rimangono alcune foto in cui si intravede appena Pierpaolo nel corteo funebre in vestito chiaro vicino alla piccola madre e dietro alla bara ricoperta dal tricolore. La morte del fratello innesca in Pierpaolo un percorso di maturazione politica. La sua prima interpretazione di Porzus nei mesi, nelle settimane dopo il funerale del fratello è tutta patriottica. Guido è stato ucciso da Gentaglia senza patria, un gruppo di traditori che si dava d'attorno per tradire la causa di quella libertà e vendersi a Tito, mentre gli osovani non intendevano piegarsi alle richieste slavo-comuniste di passare nelle file del nostro nemico Tito. Per capire lo stato d'animo di Pierpaolo bisogna tenere presente che a poche decine di chilometri c'era in ballo la questione di Trieste, dove il 2 maggio era entrato l'esercito di liberazione di Tito, che voleva tenersi la città, e solo dopo i famosi 40 giorni, nel giugno 45, le truppe con la Stella Rossa sarebbero ritirate alle spalle di Trieste. Nel febbraio 46 Pierpaolo partecipa quindi alla manifestazione del primo anniversario dell'eccidio a Porzus. Butta giù un intervento pubblico che forse non fece mai, in cui sembra quasi diffidare chi voleva strumentalizzare quei giovani morti. Scrive: gli estranei no, non possono piangerli se non brevemente. Per gli estranei questo non può che essere un tragico episodio, un necessario martirio. È giusto, è umano che sia così, ma noi alla società non chiediamo lacrime, chiediamo giustizia. Il riferimento è alle indagini che sono partite. L'anno seguente, nel 47, la sua posizione si fa più critica. La morte di Enea, di Bolla e di mio fratello e di tutti gli altri è stata interpretata in un piano di patriottismo invece che in un piano di moralità. Per questo i poveri morti di Porzus non rivissero tra noi domenica e non furono che un astratto pretesto. Io credo che il loro rapporto con i garibaldini che li hanno assassinati non sia altro che un rapporto tra bene e male. Così essi sono morti in nome di quella spiritualità che è insita anche nel comunismo e anche nel peggiore degli uomini. Il Pasolini patriottico sta scomparendo. Il giovane autore sta prendendo posizione chiaramente nel campo della sinistra.
Si iscrive al Partito Comunista, di cui diventerà un attivista, ma per lui è un dirigente, ma per lui le responsabilità dell'eccidio non sono mutate e sono chiare. Lo scriverà nel 1948 su un giornale di sinistra, rifiutandosi, scrive, di prestare il mio dolore in qualità di argomento atto a sostenere le tesi di un partito nelle cui fila militavano gli assassini, contro un partito che si è costituito protettore e difensore dei martiri di Porzus. Continua: i miei compagni comunisti farebbero bene ad accettare la responsabilità, a prepararsi a scontare, cioè a scontare la pena, dato che questo è l'unico modo per cancellare quella macchia rossa di sangue che è ben visibile sul rosso della loro bandiera. Queste parole Pierpaolo le scrive nel febbraio del 48, ma sarà ascoltato e dal solo Padoan Vanni nel 2001, 53 anni dopo. Ma in Pierpaolo l'ombra, o meglio la compagnia, l'esempio di Guido ritorneranno lungo tutta la sua opera, come nei versi di Comizio, una poesia pubblicata nel 1954. Pierpaolo, che è fuggito dal Friuli e sta ormai a Roma, si trova per caso ad un comizio del movimento sociale e tra la folla scorge invece ad un certo punto un compagno col quale incrocia lo sguardo. E in questo triste sguardo d'intesa, per la prima volta dall'inverno in cui la sua avventura fu appresa e mai creduta, mio fratello mi sorride, mi è vicino. Addolorosa e accesa nel sorriso la luce con cui vide, oscuro partigiano, non ventenne ancora, come era da decidere, con vera dignità, con furia indenne d'odio, la nuova nostra storia. E un'ombra in quei poveri occhi, umiliante e solenne, egli chiede pietà, con quel suo modesto, tremendo sguardo, non per il suo destino, ma per il nostro. Ed è lui, il troppo onesto, il troppo puro, che deve andare a capochino, mendicare un po' di luce per questo mondo rinato in un oscuro mattino? Questo avrebbe significato Guido per Pierpaolo per il resto della sua vita, il sacrificio per la costruzione di una nuova Italia, di una nuova nostra storia. C'è tuttavia un'altra opera che parla di Guido e contiene forse la pagina più bella che Pierpaolo dedica al fratello. Si tratta di un atto unico teatrale in friulano, I Turks dal Friul, nel quale Pierpaolo ricostruisce un avvenimento storico reale, l'arrivo in Friuli dei turchi che saccheggiarono e bruciarono la regione nell'anno 1499. La storia è collocata nella stessa Casarsa e vede al centro due fratelli Colus, uno che si chiama Meni, che vuole andare a combattere gli invasori, e un altro che si chiama Pauli, che fa di tutto per trattenerlo. Alla fine Meni, il fratello giovane, morirà e davanti al suo corpo Pauli pronuncerà un pianto straziante. Mi azzardo a leggerlo, però in italiano, nella convinzione che, se anche tradotte, le opere d'arte rimangono tali. Avevi ragione, fratello. Tu eri giovane ma eri vivo e io non me ne accorgevo. Eri tutto giovane, dai capelli ai piedi, tutto giovane in fiore e avevi paura di morire. Adesso mi accorgo della tua giovinezza, adesso che vedo il tuo corpo morto. Un giovane vivo come eri tu poteva pregare, o bestemmiare, o morire. E adesso, povero e giovane morto, nel tuo corpo resta solo la gioventù, col bel volto colorito. Avevi ragione, fratello, di bestemmiare il Signore, di sacramentare la Vergine. Chissà dove sono loro, in alto, lontani, beati, e noi qua a morire e pregarli anche. Non è giusto che io debba morire proprio oggi, che sul corpo di mio fratello morto mi sono ricordato della mia gioventù. Non è giusto, no, che tutto debba bruciare e sparire in questo povero paese cristiano.
Avevi ragione tu, fratello, di bestemmiare il Signore, di sacramentare la Vergine. È una pagina bellissima, di una forza incredibile. Però, c'è un però. Sotto la pagina autografa della bella coppia dei Turks dal Friul, Pierpaolo segna una data, maggio 1944. Ma il testo e i riferimenti autobiografici sembrano inconciliabili con una stesura dell'atto unico nel mese in cui Guido Hermes partì. Sembrano scritti nel maggio 1945, in cui la notizia della sua morte giunse alla famiglia. E poi perché un autore come Pasolini, che pubblicò qualsiasi cosa, sempre, continuamente, spesso anche ripubblicandola, si rifiutò sempre di dare alle stampe i Turks dal Friul, dei quali non parlò mai, se non una lettera del 1945 in cui definisce l'atto unico forse la miglior cosa che io abbia scritto in friulano, dicendo che giace in un cassetto e vi giacerà non so per quanto, un cassetto dal quale non lo tirò mai fuori. La critica ha sempre riconosciuto nei Turks che invadevano il Friuli nel 1499 la metafora dell'esercito tedesco del 1944, ma se l'opera fosse stata compiuta nel maggio successivo del 1945, chi sarebbero stati invece i Turks che stavano attraversando il Friuli e avevano ucciso Meni, fratello di Pauli Colus? Nel mio libro provo a dare risposta a questi interrogativi. Vi ringrazio per aver ascoltato questa storia, una storia che ci ricorda che la storia, quella con la S maiuscola, non ha bisogno di essere romanzata e di essere trasformata in fiction. Grazie.